Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ci troviamo in una nuova puntata di Artigiani all'Opera che va ad esplorare gli artigiani all'opera. Ci troviamo nel contesto delle colline patrimonio UNESCO di Conegliano e Valdobbiadene, in particolare a Valdobbiadene. E oggi vi porterò a scoprire un'attività molto tagliente. Pronti ad andare? Seguitemi! Piacere conoscerti. Piacere Ciao! mio. Siamo in compagnia di Anwar Tamri di AT Knife. Per chi sa l'inglese abbiamo già detto tutto, ma voglio tenere ancora un attimo di suspense perché noi abbiamo utilizzato un termine per descriverti: tagliente. E quindi ce lo dirai tu, Anwar, di che cosa ti occupi? Benvenuti nel mio laboratorio. Qua mi occupo di creazione di coltelli da cucina e qua si crea tutto, cioè proprio dal pezzo di acciaio grezzo insieme al pezzo di legno grezzo viene lavorato fino a ottenere un coltello da cucina finito, personalizzato su tutto quanto, quindi tipo di manico, tipo di legno, finiture, incisioni, qualsiasi cosa viene scelta dal cliente, quindi si ha un coltello su misura. Da dove parte questa idea e anche questa passione? Perché sappiamo che gli artigiani dentro il loro cuore hanno tanta passione. Beh, parte tutto dal fatto che mi è sempre piaciuto il coltello che taglia, quindi un coltello affilato. Dopodiché il coltello in generale è sempre stata una mia passione, le forme, tutte le varie forme di coltelli. E quindi un giorno, pensando di acquistarmi un coltello per andare a camminare, ho detto beh, provo a farmelo e vediamo cosa viene fuori. Ed è uscito un bel coltello, il primo, però comunque è uscito un coltello. E da lì mi è piaciuta la lucidatura, l'affilatura, le geometrie, le manicature, e ho iniziato a studiarle. E pian pianello ho aperto l'attività dove creo tutt'oggi coltelli a cucina e ogni tanto qualcosa da bosco. La tua attività è piccolissima, nel senso che è un laboratorio veramente minuto, che non so nemmeno se le immagini raccontano tutta questa bellezza, quanta concentrata bellezza c'è qui dentro. Però tu hai una clientela che è internazionale. Sì, a livello sono tutti cuochi, la maggior parte cuochi e ristoranti, un po' su tutta Italia, Europa e anche fuori Europa. Dopodiché ogni tanto c'è anche qualche cliente privato per qualche regalo, matrimoni, Natale, Pasqua. Quindi comunque la clientela è molto ampia. Qual è stata la richiesta più strana che hai ricevuto in questi anni comunque di attività? Beh, la richiesta più strana, proprio a livello di coltello, è stato un progetto universitario dove era da ideare, creare una lama molto particolare nelle forme, nelle manicature, ed è uscito un bel coltello, quindi un'idea nuova. Mentre il progetto più impegnativo che ho avuto finora sono stati dei coltelli da tavola, che sono tuttora in 2 ristoranti a Parigi. E lì è stata un'estate bella piena di lavoro, un bel po' di coltelli da fare e sono usciti proprio belli. Mentre ti faccio un'ultima domanda, mi piace l'idea di spostarci verso questo che è un pezzo proprio... il pezzo principale. Sì, del tuo laboratorio, esatto, che è questa super incudine, e dopo magari ci farai vedere anche come funziona. Ci hai parlato di personalizzazioni? Sì. È ciò che rende anche un po' unico il lavoro di un artigiano rispetto al lavoro di una macchina. Esatto, cosa ne pensi? Sì, ci si può sbizzarrire. Ovviamente è tutto creato a mano, quindi qualsiasi forma o misura viene fatta al momento e su richiesta, quindi una macchina è un po' più difficile. Si può fare più produzione, però non il pezzo singolo, e lavorando a mano si ha più controllo della qualità e della precisione, delle imperfezioni, si possono curare meglio. Ogni pezzo ci viene personalizzato da manicature di qualsiasi tipo, legni, plastiche, resine, qualsiasi tipo di manicatura, e anche sulla parte della lama si può scegliere la finitura da nera, chiara, scura, grezza, non grezza,
e anche là tutto viene fatto sempre e solo a mano. Poi credo che ci sia anche un approccio emozionale molto forte, no? Quando arriva un cliente con una richiesta speciale Sì. e ti racconta anche un po' la storia per cui ciò che tu produci verrà poi utilizzato. Sì, tanti clienti, è bello quando vengono qui a creare il loro coltello, cioè a progettare il coltello, che magari hanno un loro pezzo di legno che era della casa del nonno e allora si può inserire come manicatura, oppure delle varie incisioni o scritte particolari per loro si possono fare, e poi c'è anche la possibilità di farlo insieme al cliente, quindi un workshop insieme a lui dove spiego come viene fatto un coltello, prova con mano a sentire il calore della forgia, la levigatura, tutti quanti i passaggi, ovviamente io lo seguo e alla fine si crea il suo coltello e ha un'esperienza, anche impara qualcosa. Quando iniziano la progettazione ovviamente bisogna usare molta immaginazione, cioè su come verrà fuori il pezzo, ovviamente il materiale del manico magari non lo ho qui, quindi bisogna un po' immaginarlo. E una volta che vengono a ritirare il coltello e vedono che da un pezzo di acciaio e un pezzo di legno uniti viene fuori un bellissimo coltello, sono stracontenti, cioè eri proprio in faccia che sono felici di avere un coltello e di poterlo utilizzare. Hai nominato 2 volte una fase iniziale che è quella della progettazione. Esatto. Perché tu prima progetti i tuoi coltelli al PC. Esatto. E poi cosa succede? Dopodiché si inizia il taglio, cioè si parte dal taglio del pezzo di acciaio, poi dalla forgiatura dove si va a creare la finitura martellata, quindi quella grezza, e iniziamo dalla forma alla lama. Dopodiché si passa alla levigatura della lama dove si crea proprio l'inclinazione, ecco, dove si va a mettere poi un tagliente. Dopodiché manicatura, incollaggio, incisioni, packaging, e dopodiché il coltello è pronto per essere spedito o ritirato. Un momento magico dove suono, forza, energia si concentrano, è quello che avviene qui ed è la forgiatura. Esatto, sì. Tu la fai rigorosamente a mano. Sì, si parte da un pezzo di acciaio grezzo e la forgiatura è la parte più importante, anche quella, è la prima parte dove si crea il coltello, quindi si va a inserire la lama in una forgia a gas, quindi siano sempre alte temperature, si lavora intorno agli 800-1000 gradi e si va a creare la parte di forgiatura, quindi sulle mie lame la parte grezza superiore, e iniziamo a dargli forma al coltello, quindi la punta e tutta la parte di lama, iniziamo a lavorare lì. Sì, è difficile, bisogna lavoro a mano, esatto, e occhi e orecchie, quindi il suono, la luce, il colore del metallo e la forza per martellare. Quando parliamo di fatto a mano parliamo di fasi delicatissime. Esatto. Ce n'è una in particolare che rende i tuoi coltelli ancora più unici? Sì, ogni fase, come dici te, è molto delicata perché non si ha margine di errore, si ha il margine di errore però molto limitato. E la fase più importante per un coltello in generale, ma comunque la più importante, è l'indurimento dell'acciaio. Viene preso il coltello, inserito in un forno elettrico, questo qui, dove si porta la lama a temperatura di austenizzazione, quindi una temperatura di 1050 gradi, è mantenuta per un paio di minuti, dopodiché viene spento in olio e in quel momento si ottiene un pezzo di vetro, quindi è talmente duro che sia fragile. Quindi viene rimesso in forno a una temperatura di 200 gradi per un paio d'ore per distendere le tensioni superficiali, quindi si ha un'anima interna indurita mentre la parte esterna è un po' più flessibile. E l'ultimo passaggio, quello finale proprio della lama, invece? L'ultimo passaggio è l'affilatura, quindi si va a mettere un filo sul coltello. Lo faccio tramite delle mole ad acqua dove vado a impostare il grado di affilatura. Io preferisco metterlo a 20 gradi, che quindi è un rasoio, ecco. Ed è la parte più fondamentale, più cruciale, che alla fine deve fare il coltello. Il suo lavoro principale è tagliare, quindi bisogna farla molto concentrati e con la mente libera, ecco. Con
noi ci immaginiamo l'artigiano all'opera, tante volte ci viene in mente una figura un po' nonnesca, mi viene da dire. Poi invece entriamo nel tuo laboratorio e ci troviamo un giovane appassionato, ma soprattutto che è in grado di mettere insieme tantissime cose, perché tu metti insieme la conoscenza di software nel computer, la manualità, ma anche poi hai una bellissima pagina Instagram, Facebook, e quindi hai anche tutte delle conoscenze sul marketing e sulla pubblicità. Esatto, sì. Ti va se andiamo fuori mentre me lo spieghi? Sì, perché tutto parte, cioè all'inizio si parte sempre da un disegno che può essere fatto a mano o su carta, ma in questo caso utilizziamo un computer in modo che se dobbiamo fare una progettazione per andare a capire il peso del coltello finito, le varie forme che si possono immaginare, e vedendo un 3D di un coltello finito già si può andare a lavorare meglio e accorgersi degli errori ancora prima di farli, perché poi in lavorazione magari ci sono forme o misure che non tornano. Dopodiché, anche per il fatto se ci sono grandi numeri di coltelli da fare, si ha già la possibilità di avere un file di disegno dove poter lavorare con altre aziende, esempio di creare dei manici già semi pronti o creare delle lame, il primo taglio che viene creato magari a laser, e quindi dopo si ha uno storico di tutte le lame e si riesce a catalogare bene tutte le forme, tutti i tipi di coltelli, tutti i tipi di manicature. Quindi la tecnologia ci viene anche in aiuto in tantissimi ambiti. Sì, anche in questo caso, oltre a creare coltelli, c'è anche tutta la pagina Instagram, tutta la parte di foto, dove io praticamente lavoro solo con quella. Ho un sito web che è solamente espositivo, dove si può vedere gli ultimi lavori fatti e una linea generale di come viene creato un coltello. Tra pagina Instagram e anche là è un bel lavoro, seguire il cliente, acquisti degli ordini, tutto quanto viene fatto tramite computer. Negli anni il tuo lavoro è incrementato e hai dovuto anche chiedere a tuo fratello di darti una mano, esatto, giusto? Sì. Lui si occupa esattamente di tutta la parte di social, quindi foto, video, tutta la parte di risposte ai clienti, ordini materiali, tutta la parte burocratica che c'è dietro un'attività, oltre alle foto e ai video. Sì, lui viene qui nei pomeriggi a darmi una mano. In un posto così piccolo hai già fatto tantissimo, perché una cosa così i miei occhi, ma credo anche quelli dei nostri telespettatori, non l'hanno mai vista. Cosa ti aspetti per il futuro della tua piccola attività? Grandi progetti, innanzitutto quella di ingrandire il laboratorio, quindi di fare uno spazio più ampio e aggiungere anche una parte, accoglienza clienti più bella, dove poter anche provare il coltello direttamente, e questo è un progetto che voglio fare e portare avanti. Non so ancora bene se ingrandirmi qui o nell'altra parte d'Italia, non ho ancora ben definito il dove. E mentre altri progetti, incrementare il lavoro, creare dei bei coltelli e farne molti di più a carta bianca, quindi a mia ispirazione, buttare proprio la mia idea. E a proposito di chicche, qui di fianco hai un banchetto, ti va di farci vedere proprio la forma finale di questi coltelli? Sì, il coltello finito, praticamente sia la scatola, prendo due, dove il coltello viene finito, portato, è spedito. Qua c'è un coltello da pane, in questo caso con una manicatura in resina, inserto in ottone, adesso manca solo l'incisione che verrà fatta insieme al cliente che viene a ritirarlo. Comunque sì, qui praticamente alla fine si ottiene un coltello con la sua scatola pronta per essere spedita. In chiusura di questo piccolo momento insieme vorrei anche parlare di questa frase che è nell'astuccio dove tu consegni i coltelli, che è una frase secondo me bellissima e proprio in linea con quello che è lo spirito dei nostri artigiani all'opera. Esatto, sì, questa frase mi è venuta in mente, l'ho scritta perché ogni volta che creo un coltello, dietro ad ogni lama c'è sempre una storia, parte da qui il laboratorio. Tutto il processo di creazione ha sempre una storia da raccontare, anche l'imprevisto, oppure la forma strana o il bello del coltello che mi esce, sono contento. E quindi la storia
la mia storia termina qui quando il coltello è finito e dopo è il momento di dargli vita a questo coltello, utilizzarlo, farlo lavorare e usarlo negli anni. Quindi, e di scrivere nuove storie. E di scrivere nuove storie. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Abbiamo scoperto come in un piccolo laboratorio si possa fare qualcosa di veramente straordinario e bellissimo, bellissimo e personalizzabile. Ricordiamoci sempre di sostenere i nostri artigiani all'interno di questo meraviglioso territorio. Noi non ci resta che darci un arrivederci alla prossima puntata, ma prima mi raccomando, se sei un artigiano all'opera anche tu, scrivici, contattaci e noi verremo a documentare la tua arte. E arrivederci alla prossima puntata dove Francesca ci parlerà di un altro artigiano all'opera.